Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora comincerei questa trasmissione oggi con questo bonifico, cioè la copia del bonifico, vediamo se la telecamera in qualche modo riesce a prendere, comunque è Banca Intesa San Paolo. Ecco, faccio notare la cifra, sono, eccola qua, 3.600 euro, 3.600 euro, ed è stato effettuato, eccolo qua, contributo degli studenti del liceo classico linguistico Eugenio Montale di San Donà di Piave per la lotta al Covid. È stato realizzato sul conto della Protezione Civile della Regione Veneto e io ringrazio questi ragazzi, la cui foto adesso manderemo anche perché insomma ci sembra giusto ringraziare la rappresentanza che ha fatto questo bonifico. Eccoli qua, ciao ragazzi, e leggo la lettera che hanno inviato. Cari governatore Luca Zaia e sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, ripeto, sono Bonet Giulio, Chiavone Antonio, Giusti Lucrezia e Pavan Michelon Lisa, sono i rappresentanti dell'Istituto del Liceo Classico e Linguistico Montale di San Donà di Piave. Li ringrazio perché questi sono quegli esempi che ti fanno bene al cuore, dove vedi che i giovani altro che se ci sono. Cari governatore Luca Zaia e sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, il momento che stiamo vivendo ha portato noi giovani a rivalutare ciò che prima davamo per scontato e ad apprezzare con un nuovo e più forte sentimento anche le cose più banali alle quali forse non davamo la giusta importanza. Il distacco sociale al quale siamo costretti ha riacceso in ognuno di noi il desiderio di un semplice abbraccio, di un caffè in compagnia, di una carezza o del quotidiano ritrovarsi sui banchi di scuola. È stato proprio per sentirsi vicini in questa situazione, che formerà parte della storia del nostro domani, che abbiamo voluto provare a combattere insieme questa battaglia attraverso azioni concrete. Noi studenti del liceo classico e linguistico Eugenio Montale di San Donà di Piave abbiamo dunque pensato con le nostre forze di raccogliere un fondo da donare alla protezione civile della nostra regione Veneto. Abbiamo poi esteso la possibilità di contribuire alla donazione ad altri studenti della zona. La proposta, avanzata da noi rappresentanti d'istituto, è stata subito accolta da tutti i ragazzi con forte spirito di unità e di appartenenza alla nazione. 12 euro di ognuno di noi hanno permesso di raggiungere la cifra di 3.600 euro. Alle istituzioni, a chi ci governa e dunque ci rappresenta ed oggi è costretto a decidere per noi, vogliamo far arrivare questa modesta testimonianza di noi giovani che tra digitalizzazione ed isolamento sappiamo ritrovarci e unirci per un obiettivo comune. Vorremmo che questa nostra forza interiore giungesse come messaggio propositivo e positivo ad altri, perché possano unirsi a noi, al Paese, a tutti i governanti, alle forze dell'ordine, ai volontari, a tutti gli operatori sanitari, dimostrando così coesione, solidarietà e spirito di intraprendenza. Il messaggio che vogliamo lasciare è, come diceva Madre Teresa di Calcutta, quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Rinnoviamo a nome nostro e di tutti gli studenti un enorme ringraziamento a coloro che sono impegnati in questa lotta con la speranza di essere riusciti ad essergli accanto. Un cordiale saluto, i rappresentanti d'istituto del liceo classico e linguistico Montale, come dicevo prima, Bonet Giulio, Chiavone Antonio, Giusti Lucrezia, Pavan Michelon Lisa. Grazie ragazzi, un grande esempio, non ci sono parole da aggiungere perché avete già fatto tutto voi, veramente grazie. Bene, adesso passiamo ai numeri, puntata la sto costruendo un po' al volo perché ho appena finito la conferenza di sindaci abbiamo finito la conferenza dei sindaci metropolitani. Allora, questi sono i dati della Polizia Locale dei controlli che abbiamo fatto ieri. Abbiamo controllato 199 persone, siamo arrivati a controllare i numeri del controllo, lo dico anche a chi ci ascolta, sono solo quelli che abbiamo controllato noi come polizia locale, poi c'erano i carabinieri, polizia, guardia di finanza, eccetera. Ma è tanto per dare un segnale alle persone come stiamo facendo. Abbiamo controllato 9.182 persone, ieri sono state sanzionate 9 persone, siamo arrivati a 458 persone, di cui 60 denunciate penalmente. Ieri nessuno per altri reati. Attività ieri, esercizi controllati 11, ne abbiamo sanzionato 1, siamo arrivati a controllare 1015 attività commerciali e non. Ieri è stata disposta la chiusura di un servizio commerciale
perché non rispettava i requisiti, e un'altra invece una chiusura a seguito dell'ex articolo 4, una sanzione amministrativa accessoria è stato dato. E va bene, questo era il quanto. Poi ci stiamo organizzando sempre come polizia locale e assieme alla CTV, al gruppo AVM, per dare assistenza costante e diretta nelle fermate dentro gli autobus e i battelli. Ieri è capitato che le code si fossero incrociate tra una motonave e un vaporetto, si sono incrociate nel pontile perché il pontile è in manutenzione, perché si è bruciato un'auto, adesso stiamo in indagini, dobbiamo capire cosa è successo, ma insomma l'incendio dell'auto ha rovinato anche la tettoia, un pezzo di tettoia del pontile, per cui non riusciamo a separare due code, due mezzi contemporanei stavano caricando, le code sono mescolate ed è successo un po' una discussione. Evidentemente questa cosa a noi che può sembrare minima, a noi preoccupa molto. Preoccupare non vuol dire che ci facciamo la testa, però è chiaro che le persone che escono di casa, lo dico a tutti, stiamo tranquilli e calmi perché può succedere di tutto. E allora adesso noi abbiamo chiesto anche un COS per lunedì col prefetto e abbiamo nel frattempo approntato quello che possiamo per fare sorveglianza, però ripeto, lo dico alle persone che sono più equilibrate, cerchiamo di stare tranquilli se uno comincia a urlare o situazioni un po' strane, insomma, ecco, non rispondiamo con altrettanta, magari perché vai resti stupito e rispondi con altrettanta, stiamo tranquilli, insomma, c'è gente che fotografa, che siga, che dice, stiamo tranquilli, facciamo in modo, noi cercheremo di mettere le attività pubbliche il più possibile, però insomma si farà difficoltà perché, come ho già detto, questa regola del droplet, cioè la distanza tra le persone, praticamente rende abitabile l'autobus o il mezzo navale, il battello o il motonave o il ferryboat, praticamente a un quarto della portanza di prima. Per cui noi abbiamo metà mezzi già in servizio perché non abbiamo più i soldi, abbiamo un buco da 80 a 100 milioni di mancati incassi di ticket di turisti che ci pagavano i servizi. E oltre a questo, per cui abbiamo la gente in cassa integrazione a metà ora e non riusciamo stiamo aspettando che il governo faccia qualcosa sugli enti locali, vediamo, ma nel frattempo questa è la situazione. In più in quei mezzi che sono metà abbiamo un quarto dei posti. Ecco perché dico, lo dice anche il governo, lo dice anche il governo spagnolo, un po' dappertutto si sta dicendo questo, non è, io l'avevo detto così intuitivamente, ma poi è questa la linea generale, insomma, al di là di quelli che facevano i commenti un po' baldanzosi. Se andate con i mezzi propri, nel centro storico si può appunto andare anche a piedi per non stare a fare ore interminabili magari di coda, lo dico soprattutto nei prossimi giorni quando mi auguro il 4 di maggio le persone cominceranno a uscire di casa perché spero che il decreto legge che stiamo attendendo in qualche modo libererà la popolazione dalle case. È evidente che le persone vorranno muoversi, sto dicendo non ci sono i mezzi pubblici adeguati, lo sappiamo già e continuerà così per qualche mese. Per cui immagino in terraferma che chi ha l'auto la possa usare, magari si mette d'accordo con qualche collega, arriva direttamente nel posto di lavoro, spero, mi auguro che ci siano possibilità, se le distanze non sono troppo lontane, di utilizzare la bicicletta. Negli anni abbiamo fatto chilometri e chilometri di piste ciclabili, è l'occasione magari di sfruttarla, può anche servire, non lo dico con ironia, lo dico anche seriamente, cioè può essere che fai anche un po' di moto, per fortuna c'è la bella stagione, per chi può e per chi ha la salute evidentemente, questo è evidente. Poi ci sarà qualcuno che vorrà andare in moto, privilegiamola, magari se c'è qualche goccio d'acqua, pazienza, però è meglio che non andare nei mezzi dove tra l'altro c'è più vicinanza con le persone, perché adesso 1 metro, non 1 metro, sugli auto voi sapete bisogna entrare con mascherine e guanti, mentre nelle auto sei molto più tranquillo. Lo dico per quelli che non hanno ben capito, nelle auto con i vostri conviventi potete andare. Se sono 4 posti, 5 posti in macchina, hai una moglie e 3 figli, potete stare in 5 in macchina. È chiaro che nell'autodichiarazione si sa che quelli là devono essere conviventi, cioè se state a casa tutto il giorno con loro non è che poi dopo devi essere separato in auto. In auto vai in 2, separato uno avanti e uno dietro, se l'altro non è un tuo convivente evidentemente, un tuo collega, un'altra persona magari andate insieme al lavoro. Ecco, questo può essere una logica, per cui sto suggerendo, non è un obbligo, dico solo che poi non perdete la pazienza se noi stiamo attrezzando adesso, sono 2 settimane anche che stiamo lavorando per prevedere il rientro, per cercare di caricare un po' di più le linee, stiamo disegnando per terra delle code che vedrete, avranno dei cerchi, le faremo vedere,
dei cerchi con dei piedi per avere la distanza in maniera tale che uno rispetti la coda evidentemente, no? Perché se non mettiamo un segnale il rischio del prepotente o del furbetto c'è sempre e lì nascono i guai. Lo dico a tutti quanti, comunque meglio una persona moderata che lascia andare piuttosto di quello che dice no a questo punto e si parte magari con motivi di disagio reciproco, insomma, poi ti rovini la giornata, insomma, ecco, questo bisogna avere pazienza, allora 2 o 3 mesi di problematiche che dovremmo affrontare e i pontili e il trasporto pubblico locale, il TPL classico, è un tema assolutamente devastato, insomma, c'è poco da fare, quindi questo lo riscontrerete. Tra l'altro anche l'idea che è in centro, dove magari i percorsi non sono molto lunghi, noi stiamo attrezzando, cioè l'idea è quella, poi presenteremo bene il progetto, di mettere a disposizione altre aree di parcheggio, i famosi parcheggi scambiatori. Io ho delle aree che sono del trust, gli ho chiesto di prestarle gratuitamente ovviamente ad AVM per poter fare una navetta, così, una navetta con Piazzale Roma, in maniera tale che da una parte uno può andare, abbiamo messo un parcheggio ma che è piccolo, che ci ha prestato l'autorità portuale, adesso finché non inizierà, per adesso l'accordo è nel periodo di crisi, poi vediamo se ce lo proroga in base al fatto se arrivano o no le navi, se non ci sono le navi, VTP mi ha detto non c'è nessun problema, teniamo quello, però è piccolo, è già abbastanza pieno. Stiamo trattando con un'altra situazione per mettere un parcheggio a pagamento al tronchetto a un prezzo calmierato, molto basso ma comunque pagamento. Eventualmente mettiamo a disposizione anche il parcheggio ai pili a destra sul Ponte della Libertà quando si arriva, lo diamo gratuitamente in maniera tale che uno possa arrivare in macchina e poi sale sulla navetta della CTV. Stiamo pensando a fare anche l'uso dei ferry boat per il sabato e la domenica per andare al Lido, per andare in spiaggia, perché poi la gente vorrà muoversi. Stiamo organizzando con tutti gli operatori le regole, perché aspettiamo il governo che ci dica quando scade la chiusura delle persone nelle case, in maniera tale che poi, e su questa base anche abbiamo prorogato le prenotazioni delle spiagge, a Venezia Spiagge prorogate le prenotazioni fino al 30 di aprile, in maniera tale che uno ha tempo di aspettare, di capire quali saranno i regolamenti. Speriamo di poter lasciare la possibilità a chi ha le capanne di poterla, come faceva gli anni scorsi, di poterla comprare anche in più famiglie, nuclei familiari. Metteremo delle regole nell'utilizzo, non puoi stare tutti dentro, non può esserci assembramento, queste sono norme sanitarie prioritarie rispetto alle nostre poi locali, però ogni gestore abbiamo chiesto di darci una sua idea di gestione, dopo che abbiamo fatto riunioni, abbiamo spiegato eccetera, perché ogni gestore avrà una sua regola di gestione dello stabilimento, che sarà il più vicina possibile a quello degli anni scorsi. E siccome i nuclei familiari affittano chiaramente l'abbonamento delle capanne per tutta la stagione, essendo più nuclei familiari dividono il prezzo, se no sarebbe molto alto da caricarsi. Ecco perché vogliamo lasciare il più possibile, dobbiamo aspettare i decreti, ma nel frattempo ci stiamo attrezzando con questi progetti per non farci trovare impreparati. Chiedo soltanto di avere un po' di pazienza, quella purtroppo servirà perché dobbiamo rispettare le leggi, evidentemente la salute viene prima di tutto, ma bisogna anche far ripartire il paese. Vabbè, ecco, questo è un po' il senso del discorso che facciamo con la nostra polizia locale, e lo stesso ho chiesto di fare i carabinieri e tutti quanti, insomma, ecco. Io, già che ci sono, darei la notizia del giorno, che mi sembra la cosa più bella. Anticipo che fra qualche minuto, 10 minuti, quando ho finito queste 2 o 3 cose, c'è ospite, di cui siamo molto contenti, il coordinatore del centro studi CGA di Mestre, il dottor Paolo Zabeo, lo saluto, è qui in studio, adesso lo facciamo entrare, per parlare un po' della situazione degli artigiani, di sentire un po' qual è la situazione, capire quali sono le richieste, le difficoltà, insomma, anche per iniziare un dibattito che chiaramente stiamo già facendo, diciamo, chiamiamolo privatamente con le categorie, insomma, nella logica della giornata quotidiana, però vorremmo pubblicamente che le persone sono a casa, anche tanti artigiani che hanno l'attività chiusa dalla legge, eccetera, sentisse che, insomma, le associazioni sono sul pezzo, siamo assolutamente consci di quello che sta succedendo, ci rendiamo conto che è un tunnel, non finisce con l'emergenza, però anche dobbiamo trasmettere una propria carica personale, per cui parleremo di quelli che sono i temi, eccetera, ma anche vogliamo trasferire un senso di attività, e dico a tutti: non buttatevi giù, qualsiasi sia, non buttatevi giù, state contenti, pensate ai vostri bambini, pensate al futuro. Sarà un periodo nero di 2 o 3 mesi, 5 mesi,
cioè dobbiamo assolutamente avere fede, speranza, dobbiamo crederci, perché se ci buttiamo giù e cominciamo a dire colpa di questo, dopodiché vediamo i problemi, ma li vediamo serenamente, facendo delle proposte in maniera molto, come posso dire, compassata, insomma, il più moderata possibile, perché poi non si può non dire che questa città è stata pestata forse più di tutte le altre, avendo uno sproporzione, no? Uno sbilanciamento nell'attività economica verso il turismo. Turismo che però per fortuna tornerà, dico per fortuna, perché c'è ancora chi non sarà più quello di prima, ragioneremo, saremo più bravi, saremo diversi, quello che volete, ma adesso noi cominceremo a lavorare perché il turista possa tornare. Per adesso c'è la pandemia nel mondo, perché è evidente che 2 o 3 mesi sarà dura. Ci sarà un turismo più locale, ma la filiera turistica poi prende tutti. Prende il piccolo artigiano, il piccolo negozietto e tutti i vari mestieri che tanti neanche conoscono al governo. Ci sono dei codici Ateco che si sono dimenticati di inserire nei provvedimenti della cassa in deroga o piuttosto che le partite IVA. Ecco, di questo parleremo col dottor Zabeo, che è una persona tra l'altro molto competente. Voglio ricordare che lo studio del CGA è uno studio riconosciuto a livello nazionale, ma ormai da 20 anni, insomma, ancora col compianto dottor Bortolussi, insomma, che ci ha lasciato, ma che ha lasciato una scuola di analisi di studi economici assolutamente prestigiosa per Mestre e per tutta la nostra città di Venezia, evidentemente. Quindi ne parliamo dopo. Adesso la buona notizia, credo sia una notizia bomba per tanti, e vediamo se riusciamo a darla bene. Salto di palla in frasca, eccola qua. Allora, io voglio ringraziare, comincio col dire che ringrazio il ministro Lamorgese e il signor prefetto dottor Zappalorto, e qua dopo la nostra domanda, insomma, ci è arrivata la lettera del prefetto, non so se riesci a vedere perché sono in controluce, ormai ho capito che mi certe robe, vediamo. Vabbè, comunque insomma c'è la lettera della prefettura che libera le barche private in laguna, per cui da oggi, da adesso, potete muovervi in laguna, vi dico anche bene la situazione. Allora, ciò che vale, adesso non vi leggo la lettera mia di richiesta al prefetto, ho fatto incontri, ho discusso, ho parlato soprattutto con il ministro dell'interno, ripeto, li ringrazio entrambi perché hanno capito, per cui insomma noi diamo un'interpretazione, ciò che vale per i mezzi privati di trasporto sulla terraferma, questo anche a seguito di tutti i nostri amici che ci chiamano, ragazzi, vagantivi, tutta l'industria della nautica, da diporto, eccetera, queste sono il risultato, insomma, è questo qua, cioè ciò che vale per i mezzi privati di trasporto sulla terraferma, auto, moto, bicicletta, è applicabile anche ai mezzi privati di trasporto sull'acqua, quali sono le piccole imbarcazioni da diporto. Nell'attuale situazione, caratterizzata da una drastica riduzione dei collegamenti tra il centro della città e le isole, l'utilizzo delle piccole imbarcazioni da diporto possa concorrere molto utilmente ad evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici e quindi a favorire le misure di contenimento volute dal governo. Attenzione, siamo riusciti a ottenere, perché lo dico chiaro che poi qualcuno non intende, questo è quello che abbiamo ottenuto. Ovviamente, così come avviene per il trasporto con i mezzi privati, anche le imbarcazioni devono essere rispettate le distanze minime di 1 metro tra le persone, oltre che tutte le cautele, eccetera, eccetera, il che comporta conseguentemente, allora, intanto che si può viaggiare per i motivi previsti dalla legge, cioè esattamente come si usano le auto in terraferma, non è che uno purtroppo non si può andare a pescare. Oggi questa interpretazione è un'interpretazione che non è passata perché non c'è questo uso ludico per come lo vedono loro, però si può usare l'imbarcazione intanto per il trasferimento, posso portare, posso andare, posso spostarmi, sì, lo puoi fare con i tuoi familiari conviventi, sì. Adesso aspettiamo fino a maggio, 2 settimane, speriamo che venga ampliata, insomma, venga tolta questa barriera, però intanto potete muovervi. In questo caso, nei mezzi in argomento non possono normalmente essere trasportate altre persone oltre al proprietario conducente, può andare solo il proprietario. Oppure possono andare i conviventi, i familiari conviventi. Di questo siamo certi, per le motivazioni, perché bisogna farsi l'autocertificazione e si autocertifica e si va a fare la spesa, a prendere qualcosa in farmacia, non lo so, le questioni che sono le stesse per motivi di necessità, per motivi di lavoro, si può andare per lavoro, si può usare per lavoro e anche lì se si rispetta la distanza si può stare massimo 2 persone su una barca piccola, però deve essere compatibile con distanze di sicurezza, cioè uno davanti, uno dietro in distanza sul droplet, questo vale intanto finché non ci liberano, ma oggi questa è già
una notizia, potete utilizzare la barca singolarmente, adesso senza esagerare, facciamo un piacere che dopo che abbiamo il moto ondoso, ma insomma io spero che questa cosa l'aspettavamo tanto, è una cosa assolutamente ingiusta, non c'era stata chiarezza su questo, siamo qua, stiamo trasmettendo questo alle forze dell'ordine, però da adesso si può fare, insomma, ecco. Ripeto, non si può, non è estensivo andare a pescare, non è estensivo andare al bacan, non si può. Devi utilizzarlo come si usa l'automobile per i motivi che la legge comprende. Semplicemente è stato equiparato il barchino, come è giusto che sia, alla stessa funzione che ha l'automobile in terraferma. Ecco, voglio essere molto chiaro. Dopo, stamattina ho detto, abbiamo fatto l'incontro con il mondo del vetro. No, non l'ho detto, lo dico adesso, vabbè, li ringrazio moltissimo, stiamo elaborando su una loro proposta di linee guida per riformare tutta la, diciamo, la filiera del vetro di Murano, anche gli spettacoli nel senso di quello che sono tutte le attività che il vetro fa su Murano per rilanciare Murano, per difendere la qualità della produzione del vetro a Murano, e mi sembra, a me personalmente è sembrata una bella discussione, c'erano i rappresentanti delle varie categorie, artigiani, industriali e il promovetro. Mi sembra che le condizioni siano buone, il coronavirus magari riesce a fare quello che si è fatto in 50 anni, vediamo. Elaboreranno un testo un po' più preciso dove vogliamo, insomma, in qualche modo c'è una legge regionale di protezione del marchio, stiamo pensando di istituire un tavolo che vada effettivamente a difendere in maniera esclusiva la produzione del vetro che viene fatto in isola. Il resto avrà un marchio veneziano, veneto, quello che vuoi, ma non è quello di Murano. Questa volta bisognerà andare fino in fondo, magari facendo qualche piccola modifica a come sono affrontate le cose. Adesso non entro in tutti i dettagli, siamo detti, è stata una riunione lunga, proficua, ma di grande entusiasmo. Può darsi che la crisi, ecco, questo è un primo segnale, come un altro è stata la riunione che abbiamo fatto anche oggi con il rettore dello UAV e poi tutti quanti i vari rappresentanti delle categorie rappresentative, insomma, dei proprietari che affittavano case ai turisti nel centro storico di Venezia, per trasferire questi locali, questi immobili, per un periodo temporaneo a seguito di una linea guida che stiamo mettendo a punto tutti insieme, agli studenti dell'università. Un modo per cominciare a parlare di nuova residenzialità nel centro storico. Chiaramente sono state poste una serie di questioni molto interessanti, molto utili, molto anche oneste, perché bisogna guardare fino in fondo quali sono stati i problemi che non hanno reso possibile che questi proprietari, che certe volte non sono singole persone, ma magari sono anche, non so, un gruppo di familiari, perché magari hanno ereditato l'immobile, perché non sia stato messo sul mercato, se non il mercato turistico. Dobbiamo cercare di togliere queste strutture, mi sembra che ci sia una grande buona volontà di tutti, penso che nell'arco di una settimana riusciremo a firmare un accordo, anche un documento che potrebbe diventare veramente una cartina tornasole a livello italiano, per cui poi da lì passeremo agli affitti turistici più generali, perché quello è un altro tema ancora più grosso e anche lì ci sono da guardarci in faccia bene. Parlo di luoghi molto preziosi della città, non parlo di tutta la città, parlo di luoghi tipo San Marco, Rialto, luoghi che oggettivamente hanno una loro particolarità. Dentro ci sono anche i temi sull'efficientamento delle case, perché non c'è soltanto un tema legale di utilizzo della proprietà, di trasparenza nei contratti, nei rapporti con l'inquilino e tra l'inquilino e il proprietario, ma c'è anche un tema di aggiornamento delle strutture delle case, cioè le case di oggi nel centro storico di Venezia spesso, non sempre, ma spesso non sono fornite, non sono attrezzate come una casa con quelle caratteristiche a cui una casa oggigiorno un giovane vuole andare a abitare, per cui non c'è l'ascensore. Beh, porremo il problema, c'è l'università, può diventare un dealer importante per andare a trattare, per parlare poi con la sovrintendenza assieme, per capire di difendere in modo assoluto la nostra grande specialità, che è la struttura storica, architettonica e monumentale della città. Ma altrettanto bisogna difendere i cittadini che ci abitano, per cui magari riuscire a aprire una porta tra un appartamento e un altro per allargarlo, riuscire a fare invece che i cessi, come bisogna dire in certi casi, proprio si può parlare di cessi, diventino bagni, cioè dove magari la stanza può diventare tutta più completa. Bisogna efficientare la città, bisogna fare le fognature. Se ci finanzieranno la legge, che ho detto più volte, la legge speciale, perché oltre a lanciare il pallino sempre più avanti, se dice buttare la baia in tribuna e non portare a casa niente, andiamo intanto a chiedere in questa situazione, quando il governo metterà miliardi più o meno a casaccio in giro per l'Italia, dico bene,
Venezia ha già tutti i progetti pronti, 150 milioni all'anno abbiamo chiesto, state spendendo, si parla di spendere miliardi, decine, centinaia di miliardi per la ricostruzione. Credo che Venezia, che è pronta, possa finalmente ambire a avere le fognature come tutte le città normali. Allora scaviamo i RIA a secco, diamo contributi ai privati per ristrutturare parti delle case, proprio per efficientarle sotto il profilo normativo. Finiamo la rete antincendio, facciamo lavorare le piccole imprese locali che conoscono bene, perché sono tutti appalti anche piccoli, in maniera tale che poi si collegano con un grande impianto fognario. Usiamo il tubo dell'acqua che arriva a Venezia adesso, che è un tubo vecchio, e buttiamo giù un tubo dell'acqua nuovo, così efficientiamo il sistema città Venezia centro storico. Abbiamo finito di cablare, è l'unica città delle 5 a cui Renzi ha dato 100 milioni, perché con Renzi vi ricordate il patto per Venezia, Renzi, Presidente del Consiglio quella volta, mi ha dato, ci ha inserito insomma nelle 5 città, questa è l'unica città, il centro storico è stato cablato tutto, centro storico, Burano, Murano. Ecco, questa roba è servita perché in questi 2 anni tanti, soprattutto in questi giorni, hanno fatto un sacco di contratti per la fibra ottica, che tanti all'inizio non sapevano perché toglievamo i masegni, facevamo questi micro cantieri. Questa roba è necessaria perché dobbiamo efficientare le case e dare nuova vita, per cui possono arrivare giovani a fare anche delle start-up in informatica. Se io consento nella stessa unità immobiliare, sopra e sotto, di poter fare una scaletta interna, magari io che ho un negozio posso fare un atelier sopra, magari uno non si cambia su 30 metri quadrati, su 25, posso alzare un po' i pavimenti, in qualche caso sì, a Burano l'abbiamo fatto, a Pellestrina abbiamo fatto delle modifiche urbanistiche. È chiaro, c'è bisogno di un consenso sociale, non è solo una questione della sovrintendenza, c'è bisogno di un consenso sociale, trasversale, per riuscire a usare questa doppia problematica. Prima l'alluvione, adesso l'epidemia, forse è la volta buona. Qui dobbiamo diventare tutti fratelli, amici. Poi c'è sempre qualcuno fuori del coro, quello che prende in giro, quello fa, va benissimo, ci sta anche, fa anche parte dello show, ma l'importante però è capire qual è l'interesse del cittadino, a prescindere di cosa vota, di cosa pensa, di dove va, non ce ne deve fregare niente. Dobbiamo dire tutti insieme, il centro storico ce la deve fare, i luoghi delicati della città. E su Mestre un altro tema importante, altrettanto importante, sono momenti storici, possiamo utilizzarli con le categorie, con tutte quelle persone che ragionano, che sanno che sto dicendo cose che condividiamo tutti per la stragrande maggioranza da 30 anni, perché è in linea totale con tutto quello che si è detto dalle amministrazioni precedenti, tra l'altro, perché le parti sane la città ce le ha e come, è che tante volte poi ci si perde nel piccolo, allora ci vuole una visione d'insieme. Ecco, ci ha messo insieme il coronavirus, chissà che ferma anche la città metropolitana questa scusa. Vabbè, allora, ho detto del vetro, poi abbiamo fatto un incontro con i sindaci delle città metropolitane che abbiamo finito adesso. Stiamo condividendo il fatto che purtroppo sono veramente il nulla, ci hanno scaricato tutto addosso, ma insomma lo dirà De Caro, lo sentirete dagli altri sindaci, sembra che lo dico io. Io, pensate, sono diventato un moderato, io che potrei strumentalizzare tutta la vita, non c'è bisogno, non è questo il nostro obiettivo. Lo dicono, lo diranno altri sindaci, la realtà è questa. E considerate che Venezia è una di quelle che è stata più colpita, è che l'atteggiamento, quando io dico filo governativo, non vuol dire assecondare nessuno o fare nessuno, soltanto che non ha nessun senso. Facciamo le proposte, se c'è qualcosa che non ci va bene lo diciamo, ma senza qualche altra mira. Qua si tratta soltanto di riuscire a far vivere meglio le persone e affrontare un periodo che sarà tremendo. E sulle auto l'ho detto, il video degli sfalci, ecco, c'è un video degli sfalci e poi un video sulle aiuole. Facciamo gli sfalci intanto, passo San Boldo, via Parco Ferroviario, via Castellana Mestri, Murazzi e Pellestrina, Sant'Erasmo. Abbiamo anche lo sfalcio. Grazie ai ragazzi, alle imprese e anche tante cooperative che hanno cominciato di nuovo a sfalciare, abbiamo tenuto fermo per 15 giorni, ho detto tanto la gente è a casa, se anche l'erba cresce un poco nessuno mi dice niente, i parchi hanno anche chiusi, però adesso abbiamo preparato insomma e ci stiamo preparando perché la gente esca e trovi pulizia e decoro, in qualche modo così possiamo
tenere lunga la stagione. Ecco, qui invece abbiamo un altro video sulle aiuole in fiore del Corso del Popolo. Vi faccio vedere a video perché purtroppo mi sarebbe piaciuto che voi aveste fatto tempo a vederle, non vorrei che si sfiorissero prima che uscite. Intanto le facciamo vedere, poi dopo andrete a vederle di persona. Questo è Corso del Popolo a Mestre e non so se c'è anche via Cappuccina, vediamo. Bello, dai. Bello, bello. Ma allora forse la prossima volta facciamo vedere anche via Cappuccina, anche lì deve essere. Vabbè, comunque quando uscite poi vedrete, noi stiamo continuando a lavorare. Ringrazio tante aziende, tante persone che hanno continuato anche i lavori che potevamo continuare, che la legge ci consentiva, abbiamo continuato. Adesso con l'edilizia, i cantieri pubblici per noi abbiamo molti milioni, sono quasi 500 milioni che abbiamo speso in lavori pubblici, finanziato, sviluppato, eccetera. E sarà un bel driver anche per dare un po' di lavoro, magari troveremo qualche manodopera, qualcuno che non trova a fare una roba, provvisoriamente magari ne farà un'altra, cioè il lavoro all'edilizia in questo senso sarà un grande aiuto, ecco. Speriamo che anche i privati colgano l'occasione per ristrutturare, per abbellire, cioè guardate la crisi può essere vista in tanti modi, non bisogna abbattersi, certo chi ha le risorse mi rendo conto, però è il momento buono perché trovi i prezzi più bassi, trovi più disponibilità, le amministrazioni sono tutte quante tranquille, cioè lo dico anche agli imprenditori e anche alle famiglie, oggi è il momento di mettere a posto, di sistemarsi le cose. Domande che ci hanno fatto gli cittadini. Il 25 aprile sono aperti i supermercati? No, il 25 aprile sono chiusi, il 25 aprile e anche il 1° maggio. Sono chiusi con l'ordinanza regionale che dispone la chiusura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione, compresi quelli di vendita di generi alimentari. Poi è tutto chiuso, 25 e 1° maggio. Poi, sono un ristoratore, posso consegnare il pranzo o la cena del 25 aprile a domicilio? Sì, questo sì, le consegne a domicilio sono possibili. Sì, l'attività economica anche di somministrazione di alimenti e bevande è ammessa se con consegna a domicilio e rispetto delle norme igieniche. Posso andare all'ecocentro comunale più vicino? Allora sì, vi abbiamo detto che li abbiamo aperti lunedì, ma solo su appuntamento. C'è una slide, eccolo qua, il numero verde che abbiamo messo in pista è l'800 166 629. Vedete cos'è conferibile, no? Carta, cartone in vetro, plastica, lattine, ma chiaramente cose importanti, cioè ingombranti, perché per il resto ci sono i cassonetti in giro. Però c'è gente che... Dico solo, ecco, sappiate che c'è stata, era anche prevedibile, perché noi li abbiamo chiusi gli ecocentri per motivi sanitari, non l'abbiamo deciso noi. Ce li ha chiusi il decreto. Li abbiamo riaperti con il numero di telefono, la prenotazione, perché è un'obbligatorietà per fare un conferimento in sicurezza sanitaria. Dico, se proprio non va vista roba che per forza vi intriga, capisco che volete andare fuori, però sappiate che il centralino si è intasato, cioè adesso lunedì metteremo altre persone, però dovete avere pazienza, sono tempi lunghi anche per prenotarsi, perché vi fanno le domande su cosa portate, servono per calcolare il tempo, in maniera tale che dopo c'è la persona successiva. Abbiate pazienza, sapete che ci sono 3 luoghi, adesso qui non c'è, qui ci sono 3 indirizzi, uno è in canale Scomensera, un altro è al Tagliercio, là in quella zona là, insomma, e il terzo, non mi ricordo più dove era, a Mestre, dov'è? Dov'è? A Lido, sì, giusto, il Lido, quello del Lido. Il terzo del Lido, stiamo organizzando per farne un quarto a Marghera, ecco, però finché non facciamo il progetto e non abbiamo le norme, ecco, questo 800 166 629, avrete da aspettare qualche giorno adesso perché mi sa che abbiamo riempito tutto e ci sono ancora molto anche da attendere. Lunedì aumenteremo anche le operatrici e gli operatori al telefono per prendere gli appuntamenti, però ripeto, consiglio, aspettate un attimo, invece di andare a fare un sacco di cose, se non è così ingombrante a casa, tenetelo un attimo a casa in più. Ecco, una cosa è certa, non abbandonate le cose in giro, perché già abbandonare la roba è maleducazione a prescindere, ma farlo in questo momento è anche particolarmente disgraziato, perché siamo impegnati in tutto, in tutti i fronti, tocca anche a togliere le cose che non funzionano, perché tranquillo che c'è quello che fa la fotografia, non c'è problema, che sa che te lo trova, cioè stiamo mandando avanti la situazione di emergenza dopo un'epidemia, però c'è quello che fa la foto del sacchetto, visse il cassonetto, ecco.
Io ragazzi di Veritas vi ringrazio in ogni caso, state facendo un lavoro straordinario, possono fare tutte le foto che vogliono. Grazie di quello che state facendo, ve lo dico dal cuore, grazie a voi e a tutte le persone che stanno lavorando in questo momento, a rischio anche della loro incolumità e di quelle dei loro familiari, qualcuno se lo ricordasse ogni tanto. Ok, qui abbiamo un video, che a questo punto siamo andati in gloria, con musicato, con la riasfaltatura di Via Piave, sì, perché Via Piave merita un po' di musica. abbiamo fatto parecchia strada, è un bel intervento, prego. Facciamo domani. Sì. Come siamo? Finito? Sono video fatti artigiani da noi, però ci complimentiamo con i nostri autori. No, l'idea era quella di fare un po' il lavoro, che è stato anche scarnificato tutto, insomma. Considerate che lavorare poi in queste condizioni non è neanche semplicissimo, perché gli stessi operatori lavorano con mascherina, sicurezza e quant'altro. Poi abbiamo un altro video che vogliamo far vedere, ma ci interessa più che per il video, ci interessa perché vogliamo sottolineare l'atteggiamento simbolico dell'amministrazione della città nei confronti della Partigiana, che voi sapete essere uno dei nostri luoghi più simbolici. Siamo poco prima del 25 aprile, avevamo già avuto un sacco di problemi in passato, avevamo risistemato tutto, poi è arrivata l'alluvione che ci ha distrutto tutto, l'abbiamo ripristinato ovviamente, adesso vi facciamo vedere un po' i lavori in occasione del 25 aprile, è un simbolo. La resistenza è un simbolo importantissimo e mai come ora dobbiamo ricordare che la resistenza è un bene, è un patrimonio di tutti ed è il simbolo della libertà ed è di tutti. Vai. Ecco, semplicemente dicevo che i lavori a Venezia, che da un'altra parte costerebbero 10, a Venezia costano 50, perché devi numerare tutto quello che fai, cioè perché giustamente è tutto vincolato, per cui il costo non è una inadeguatezza, non c'è solo che devi trasportare le cose con la barca, che devi scaricarle a mano, una all'una, eccetera, eccetera, ma poi devi anche segnare ogni masegno, devi fare un progetto per ogni cantiere, quello che dall'altra parte è quasi una banalità, che arrivi col mezzo meccanico, cioè qui tante robe si fanno tutte a mano, per cui cioè realmente una capacità incredibile, che poi è un patrimonio di tutti, ma i costi sono questi e noi lo continuiamo a dire e speriamo che piano piano questa cosa passi. Va bene, allora io passerei, lascio stare i soldi, le cose, non importa, e farei vedere adesso le pulizie, così intanto facciamo entrare Paolo Zabeo, intanto che va il video, un video sulle pulizie in città. Qua c'è il castello, il conservatorio, l'isola della Fenice, il Lido, Marghera, Ormesini, Pisani, San Vidal, San Filippo, San Polo, San Provolo, San Zaccaria, Rialto. Queste sono per ricordare che tutti i giorni facciamo le pulizie, tutti i giorni facciamo sanificazione in tutta la città, dappertutto. Appunto ringrazio questi ragazzi. Prego. Ok, potremmo fare entrare...
Via. Vabbè, grazie ancora a sti ragazzi. Benvenuto a Paolo Zabeo. Dottor Paolo Zabeo è il coordinatore del centro studi di CGA degli artigiani di Mestre. Presentazioni non servono, ma insomma, benvenuto. Grazie Sindaco per l'invito. No, grazie a te, grazie a lei. Ti do del tu, perché Sì, ci diamo del tu, perché ci diamo del tu. Noi facciamo finta di darci del lei, perché ci conosciamo un sacco di anni. Ma direi, magari potresti tu raccontare, intanto magari 2 secondi cos'è il centro studi, che lo conoscono tutti, ma magari i ragazzi più giovani sono a casa. Con la sua siamo a casa, facciamo un po' di promozione del territorio. E poi ci dici anche insieme un po' la situazione che vedi. Sì. Beh, il centro studi è un po' una particolarità della nostra associazione, nel senso che abbiamo una realtà di una dozzina di ricercatori, ma anche tecnici che lavorano all'interno dell'associazione, che ormai da 20 anni sostanzialmente hanno sto vizio di analizzare i numeri, i dati, le statistiche e quindi di affrontare i temi che ruotano attorno praticamente al mondo della piccola impresa, dal fisco, le pensioni, a praticamente l'economia in generale, ovviamente al centro la piccola impresa, l'artigianato, che è il nostro punto di riferimento. Per quanto riguarda invece la situazione, diciamo così, del mondo dell'artigianato... Lo dico io, cioè loro sono famosi per aver fatto il controcanto a tutti i governi, non gliene frega niente, se i numeri non tornano, soprattutto sono molto esperti sui bilanci fiscali, ma proprio dello Stato, perché loro partendo da un territorio poi analizzano il resto, lo pianificano, lo guardano e più volte i loro servizi, le loro interviste, i loro interventi sono andati su scala nazionale, sono conosciuti per questo, lo dico perché giusto che si capisca non è solo un centro studi locale, ma anzi si occupa di economia generale, per cui è in doppia veste importante questa presenza, non solo per oggi, perché oggi possiamo dire così, però sarà importante che loro vengano coinvolti in un piano di rilancio della città e sono sempre stati dentro, perché io li ho usati moltissimo per capire com'è la realtà, ma anche per poter progettarla, per cui dico, ecco, per chi è iscritto qua agli artigiani di Mestre, lo sanno, sono fortunati in questo senso. Scusa Paolo, è la situazione di oggi, cosa dici? La situazione di oggi ovviamente è una situazione difficile, non lo scopriamo certo adesso. Purtroppo gli effetti negativi del coronavirus si sovrappongono a una situazione, a una congiuntura già estremamente difficile, perché già a fine 2019 avevamo una crescita negativa. È evidente che questo colpo è stato molto importante, anche se non ci ha messo a KO, perché è vero che noi abbiamo circa il 60% delle aziende artigiane della terraferma che sono chiuse per legge, per decreto. C'è anche una slide, credo, Paolo, sì, in onda, che sì, si può far vedere così, eccola qua. Questo è un dato che riguarda la provincia di Venezia, quindi non il comune di Venezia, ma tutta la provincia di Venezia. Il primo trimestre di quest'anno ci sono 122 imprese artigiane in meno, vuol dire che tra quelle che si sono iscritte e quelle che sono cessate il saldo è negativo. Cosa vuol dire? Quello che vi stavo dicendo adesso, che comunque già prima della situazione del Covid c'era praticamente un'area di crisi o comunque una congiuntura economica difficile. È evidente che nelle prossime valutazioni che verranno fatte dal punto di vista statistico, che quindi includeranno anche i mesi in cui gli effetti del coronavirus sono fatti sentire, probabilmente questo dato sarà ancora più negativo. Però è altrettanto vero che noi stiamo ricevendo centinaia e centinaia di telefonate al giorno di gente che scalpita per voler riaprire, per voler iniziare la propria attività, quindi sentiamo che anche il sentiment, l'umore della gente è che vuole farcela, vuole contrastare questa situazione, vuole uscire da questa fase difficile, e questo lascia sperare bene, perché insomma dobbiamo anche trasmettere fiducia, e spesso la riceviamo anche da questi imprenditori che ci dicono: intervenite nei confronti del governo affinché insomma torniamo a lavorare, perché noi siamo pronti, abbiamo la necessità di mandare avanti le nostre aziende, di tenere i nostri lavoratori dipendenti occupati e quindi di creare economia e creare ricchezza, e questo ovviamente è un aspetto estremamente positivo, perché è una ricaduta positiva su tutto il nostro territorio. Sì, lo dico perché noi chiaramente parliamo alle famiglie, io sono qua, lo ricordo, questo programma cessa quando cessa il lockout, cioè quando il governo dice si torna fuori, non ha nessun senso che il sindaco stia tutto il giorno a tediarvi, ma siccome ci sono i ragazzi a casa, anche bambini più piccoli, io voglio ricordare che l'artigiano è un'azienda comunque, o soltanto di una persona, o addirittura anche aziende molto complesse, che però hanno nell'artigianato, nella particolarità di quello che fanno, il loro tratto saliente. Qual è la cosa importante da dire? Che gli artigiani lavorano in tutti i settori. Ecco, il governo, lo Stato, ha deciso che alcuni settori potevano continuare a essere aperti, come avete visto i negozi alimentari, la filiera alimentare, la filiera sanitaria, alcuni servizi che si ritengono essenziali per la vita delle famiglie, altri che dovevano stare chiusi per decreto legge, non per volontà dell'impresa. In Germania e in Francia non hanno tradotto così, hanno dato delle indicazioni precise ma non così diciamo dure. Noi abbiamo copiato dalla Cina.
Non so se ci porterà benissimo sta cosa, sicuramente io mi oppongo a che venga fatto un altro lockout del genere, perché mentre in Cina hanno bloccato una regione, ma c'era tutto il resto della nazione, là è 1,5 miliardi, insomma, non so quanti siano i cinesi e tanti, e per cui hanno chiuso una nazione, ci hanno fatto vedere un modo di fare. Considerate che lì c'è un altro tipo di ragionamento rispetto allo Stato, no? Senza entrare in discorsi troppo grandi. Noi qui abbiamo bloccato tutto il nostro Stato, e come facciamo? Come guadagniamo noi i soldi? Cioè lo Stato come fa a erogare i servizi pubblici? Come paga il dipendente? Come paga il professore della scuola? Come paga il vigile urbano? Come paga il carabiniere, il poliziotto, la guardia giurata, le carceri, cioè gli ospedali? Li paga con le tasse, è l'unica cosa che abbiamo, le tasse. Le tasse sono un prelievo ovviamente forzoso dato dalla legge sul profitto che fanno le imprese, appunto quelle artigiane sono particolarmente forti in Italia perché sono tante, per cui tanti lavoratori che mandano avanti il paese. Da quello che guadagna uno gli viene trattenuto, sembra una banalità, ma noi se non abbiamo il gettito, cioè non abbiamo il profitto, se uno è in perdita non paga tasse. Se chiude non solo non paga tasse, ma anche va a chiedere il sussidio. Allora, qua bisogna capirci bene, sta cosa del lavoro non è una questione così tanto generica. Qua non morimo del coronavirus, morimo di fame, il rischio è questo. Allora, l'abbiamo spiegato, lo stiamo implorando che si capisca, allora diciamo agli artigiani che ci ascoltano, facciamo anche ridere perché poi in una situazione del genere tanti si svegliano, mi dicono, si svegliano di notte, la moglie, chi è ai negozietti a Venezia, chi è dentro la fiera del turismo, angosciati, perché dicono sanno già cosa trovano, non ci sono i turisti, adesso speriamo di lavorare assieme con le associazioni per avere almeno per una prima fase un turismo locale, un turismo, visto che ci sarà l'impedimento di muoversi da regioni, visto che insomma nei prossimi mesi si comincerà a sbloccare, ma è difficile che arrivino gli americani domani o i russi domani, dobbiamo puntare ad allargare il cerchio anche delle nostre cose. Per fare questo dobbiamo tutti insieme dare un rapporto, un messaggio di fiducia, però voglio dire al governo che quelle persone hanno chiuso per legge. A quelle persone che hanno chiuso per legge adesso non li puoi pensare soltanto di chiedere ulteriori sforzi, cioè devi in qualche modo fargli vedere qualcosa. Intanto una protezione sociale, ecco, noi siamo qua perché chi meglio delle categorie ci può spiegare quali sono le difficoltà, ma diciamo difficoltà che non sono disperate, sono disperate se nessuno fa niente, ecco solo questo. Qui se ci mettiamo, piano piano loro hanno fatto proposte a livello nazionale, locale, stiamo dicendo, siamo disponibili per qualsiasi incontro, li mettiamo a disposizione come ufficialmente consulenti del comune, se sono antipatico io, vanno loro, non è un problema l'importante è che riusciamo a dimostrare alle persone che stiamo lavorando, lo dico a voi a casa, ci guardate i ragazzi, cioè, è un periodo che io spero, credo, non tornerà più, ovviamente, ci auguriamo bene, uno ha detto bella Venezia così, te stai bene con Venezia così, se uno non sa come fare a sbarcare il lunario i prossimi mesi, evitiamo di dire queste cose, bellissimo, stupendo, una roba è vero, abbiamo fatto fotografie tutti quanti, ma no, adesso vengono le persone, abbiamo pensato ai monumenti, pensiamo a tutto quanto, adesso pensiamo alle persone e le persone sono collegate col lavoro, quella è la loro dignità. Questo è il vostro... No, ma io sposo in toto quello che ha detto il sindaco, ci mancherebbe. Dico una cosa ulteriore, nel senso che noi siamo convinti che il 4 maggio buona parte delle attività riapriranno, questo è importante. Ovviamente per noi, bene dirlo anche a chi ci segue da casa, in primo posto va sempre la sicurezza delle persone, la salute, ci mancherebbe, ma crediamo, visto che i dati delle ultime settimane e molto probabilmente lo saranno anche per i prossimi 15 giorni, vedono il calo dei contagiati, vedono il calo del numero praticamente di coloro che sono ricoverati negli ospedali, eccetera, molto probabilmente è giunto il momento di aprire. Non tutti, magari qualcuno dovrà aspettare qualche settimana in più, ma dobbiamo praticamente ormai in qualche modo rendere vive le nostre città, mettere in moto l'economia, ripeto, altrimenti noi rischiamo che molte aziende non ce la facciano e se molte aziende non ce la facciano vuol dire che ci saranno tanti disoccupati in più e una situazione più difficile da gestire. Ecco perché credo che ormai il peggio sia alle spalle, quindi per carità abbiamo preso un colpo molto forte. Dovremmo anche abituarci un po' a convivere. E poi perché... giustamente dovremo convivere perché dovremo portare le mascherine, i guanti, la distanza. Sì, arriva il caldo e quindi questo non sarà estremamente praticamente semplice, però insomma dobbiamo fare un piccolo sforzo perché una cosa come quella che è successa in questi 2 mesi non si era mai verificata da 75 anni a sta parte. Però devo dire anche una cosa,
Noi siamo un grande paese perché siamo usciti dalla seconda guerra mondiale con le pezze a sedere e nel giro di qualche decennio siamo diventati una potenza industriale tra le grandi. E non solo, ma viviamo in una città, in una regione che, insomma, scusate, insomma, non abbiamo da imparare niente a nessuno, anzi siamo in grado praticamente di trasmettere agli altri. Quindi poi le forze, la dimostrazione, la classe dirigente c'è, la forza economica c'è, io credo insomma, che risolleveremo le sorti. Certo, ripeto, è stato un colpo importante, è stato sicuramente una botta che ci ha stordito, ma non ci ha sicuramente messo KO. Sì, condivido assolutamente questo atteggiamento positivo e positivo. Speriamo sia un altro dopoguerra, come quando i nostri nonni, i nostri genitori hanno visto questa grande disponibilità. È chiaro che dobbiamo insomma, lanciare un appello alle nostre forze migliori, perché ci sono alcune persone, perché come sempre qui non si può parlare di tutti, no? C'è chi magari addirittura ci ha anche guadagnato, no? Ci mancherebbe, alcune filiere, qualcuno è andato anche bene, pensate solo a alcuni miei amici che hanno delle aziende di sanificazione, hanno detto non ho mai visto tanto, per forza, no? Cioè detergenti, cose, è chiaro. Io ovviamente da sindaco devo per forza sottolineare quelli che hanno paura, no? È chiaro che non è tutto così, ci vuole un po' di solidarietà. Intanto dico a tutti, tutti, piccoli, medi, grandi, pagate i vostri fornitori, cioè non interrompete la fiera, non approfittate, ci sarà sicuramente qualcuno che lo fa, ma secondo me risponde prima di tutto anche alla sua coscienza, cioè una persona per bene non fa queste speculazioni, il meccanico pagalo, cioè non fare il furbo se non hai avuto, certo è difficoltà, se hai un problema dillo, ci farà fatto un minimo di piano di rientro, se ci sono dei problemi oggettivi, è sicuro che anche sugli affitti noi abbiamo aperto un tavolo per magari o bloccare, ci sono già stati molti accordi tra privati, tra l'altro, tra proprietari e affittuari, perché in alcuni casi sono stati rinviati i contratti all'anno venturo o addirittura in molti anni, in maniera tale che uno in questo momento non si... Altri hanno dimezzato l'affitto. Insomma, noi stiamo cercando di capire quali sono le migliori pratiche, tra l'altro c'è anche ovviamente l'associazione artigiani all'interno, però lo diciamo anche ai dipendenti di quegli artigiani. Noi per fortuna chi è dentro una certa filiera produttiva ha anche la cassa integrazione, anche se anche lì è stata in qualche modo attivata per 13 settimane, noi dobbiamo capire se quell'attività è sufficiente, quella protezione, o se deve essere allungata, perché la filiera turistica deve avere una cassa almeno di 6-12 mesi, perché il turista non tornerà. E la filiera, faccio un esempio, la notizia che davo prima, sui barchini, coinvolge tantissimo gli artigiani, sì. Perché era tutto bloccato, chi fa manutenzione delle barche non aveva gli ordini dei propri clienti che non sapendo che non potevano usare la barca neanche dicevano mettimi in acqua, perché chiaramente devi fare un po' di visitazione al motore, dare una certa batteria, dare una pulizia, insomma le solite robe alla Giovaro, così. Adesso con questa notizia sappiate che chi non ha fatto adesso si mette in coa, perché adesso arriverà tutto il lavoro, lo dico scherzosamente sperando che ce ne arriva tanto, però sblocchiamo un po' di cose, uno magari voleva vendere la barca usata, comprare una nuova, chissà che si muovano le cose, però cerchiamo di essere anche solidali con chi invece magari si trova a fare i conti con lo zero assoluto per qualche mese, allora lì va veramente aiutato, perché questi hanno pagato le tasse per anni non ho mai avuto niente. Penso che oggi stiamo tendendo la mano e a me l'idea che facciamo da soli stavolta no, perché non è possibile che da noi altri non arriva mai niente, stavolta tocca a noi e ci tocca veramente e faremo di tutto, faremo insieme. Io l'ho detto anche ai lavoratori della CTV, io dico se non troviamo una soluzione in qualche modo vado anche a mia a Roma con ori, mi tocca tornare a fare come faceva papà negli anni 70, cioè purtroppo è così. Però non me la metto via, no, perché i posti di lavoro devono essere protetti. Cioè sì, soprattutto nel nostro mondo, che sono realtà piccole, micro, dove mediamente si hanno 3-4 dipendenti, non è che se ne hanno 50 o 150. È evidente che quando tu perdi 1 o 2 dipendenti, perdi il 50% della tua forza lavoro, vuol dire che la tua realtà va in difficoltà, perché poi è estremamente difficile anche trovare giovani. Rapporti interpersonali. Non solo. Io ti dico, mi chiamo dei ragazzi che loro un po' di lavoro ce l'hanno. La filiera per dirti dei vivai, della floristeria, cioè fanno tutta la stagione lì, o i pasticceri che hanno perso Pasqua con le uova, le colombe, possono sembrare stupidaggini, alcuni veramente facevano pezzi di fatturato importanti, li hanno impedito di produrre, dico ma non fare entrare la gente in pasticceria ci può stare, va benissimo, ma non impedirmi di poterti consegnare la focaccia. Io vado a comprare la frutta, ci sono delle cose che non riesco a capire. Sì, no, vai a comprare la frutta. Stessi gelatai, la stessa roba. No? Sì, cioè, dico, ma fai in modo che fai la roba. Purtroppo la logica del codice Ateco, perché questo molti non sanno cos'è il codice Ateco, è che ogni azienda praticamente ha un codice che lo classifica sulla categoria produttiva del commercio, dei servizi, eccetera. E appunto il governo ha deciso di
tenere aperto o praticamente chiudere sulla base praticamente di questi codici sul livello di rischio, di potenziale rischio che queste aziende potevano in qualche modo esprimere. Ed è evidente che in alcune realtà sono cadute dentro praticamente settori o categorie produttive che di fatto, insomma, perché ad esempio l'orafo piuttosto che ne so, il tappezziere, che potevano, la stragrande maggioranza dei casi tra l'altro lavorano anche da soli o al massimo hanno la collaboratrice che sia moglie o figlio, potevano comunque continuare a lavorare, ovviamente con tutta una serie di accortezze. Paolo, ma c'è la stessa logica, se tu segui la logica, cioè proprio, io contesto proprio il fatto quando non c'è logica, perché ti rispondono, perché io ho già fatto proprio l'osservazione sull'orafo e non ti dico cosa ho fatto io per il discorso delle scarpe a Rivera del Brenta, cioè ci siamo scatenati lì perché, vabbè, però in qualche modo, seppur io non la condivido, ma era una logica, dico non devono andare in giro la gente, eccetera. Vabbè. Sì. Ma aspetta, ma sulla filiera alimentare, le colombe, Sì, allora sì, tu no, non mi infatti... fai vendere il caffè, va bene, ma la colomba sigillata la posso consegnare come uno consegna le arance? Le arance tra l'altro le tocchi con le mani, con i guanti, e la colomba neanche questo, per cui sto dicendo che basterebbe che ascoltassero. No, adesso per carità non voglio pensare che sia stato un complotto, ma no, ma sono errori che possono anche ma succedere sì, di fronte a un evento straordinario, però io credo, lasciamoci tutto alle spalle e abbiamo il momento, cioè questo è il momento di riaprire, di ripartire, di rilanciare il paese, il nostro territorio. Io sono convinto che torneremo nel giro di un paio d'anni più forti di prima. Certo è che bisognerà che anche lo Stato, insomma, faccia la sua parte, ci vogliono gli aiuti. Puoi dire qualcosa esatto su questo, così dopo magari, non so se tu secondo te come dovremmo, cioè cosa potremmo chiedere o che tu senti, allora, insomma, che gli imprenditori chiedono? Quello che noi perché... sentiamo, al di là del solito discorso meno tasse, meno burocrazia, che lo do per assodato, in questo momento il problema è la liquidità, perché noi abbiamo tante realtà, tanti comparti che sono stati chiusi, ma anche Puoi spiegare questo passaggio della liquidità, perché tanti allora, sono cosa è solo successo? esperti. Faccio l'esempio banale, ma che tutti ci capiscono. La parrucchiera da 2 mesi praticamente è chiusa, quindi praticamente non ha zero incassi, però nel frattempo i costi corrono perché ha l'affitto, perché ha luce, acqua e gas, perché ha tutta una serie praticamente di costi fissi che deve sostenere. È evidente che se non ha un fiade, le squeotto, si dice indietro, se non ha un fiade schei messi via da tirar fuori per affrontare, va in difficoltà, quindi ha bisogno praticamente di flusso di cassa, di liquidità per fronteggiare questa situazione. Non incasso però delle uscite, quindi se non ho i soldi, se non ho i schei, vado in difficoltà. Ecco perché tutti dicono c'è la necessità di avere liquidità, ecco che il governo ha fatto il decreto. La catena, scusa, spieghiamola, la catena. Io non ho i soldi per pagare cosa? Non pago l'affitto, non pago magari il mio dipendente che è in cassa integrazione e se non c'è la cassa integrazione non pago il fornitore che mi ha fornito la roba, magari mi ha fornito, dico io, lo shampoo 2 mesi fa, ma con pagamento a 60-90 giorni mi arriva adesso il pagamento e se io non ho liquidità non lo pago e lui che ha fornito però si sta aspettando quei soldi perché lui a sua volta, ecco perché la catena va a prendere tutti, non è che qualcuno è fuori, quando parliamo di liquidità attenzione, ma riguarda lui perché qua si fa presto a far così, non è, allora ecco perché dico, chi non ha problemi non speculi su questo. E com'è andata sto finanziamento che è stato, purtroppo, come spesso succede in Italia, nel senso ti promettono che saranno mari e monti, tutte rose e fiori, in realtà le cose sono un po' diverse, nel senso che è vero per quanto riguarda ad esempio i mini prestiti, pare di capire che tutto sommato le banche in tempi rapidissimi le stiano nell'argento, però non è che sia a costo zero come si paventava, in realtà praticamente i tassi sono dall'1, si arriva fino al 2% e comunque ricordo è un prestito, cioè non sono soldi che ti vengono regalati in cash, sono soldi che dovrai restituire, anche se in 6-8 anni, per carità, ci devi mettere gli interessi, ma dovrai comunque restituire. Quindi una cosa che noi stiamo chiedendo con forza, e lo ribadiremo anche nei prossimi giorni, è che in alternativa ai prestiti bancari bisogna che lo Stato dia i soldi direttamente alle aziende, un contributo a fondo perduto. Perché questo? Perché è vero che lo Stato si indebita, ma se si indebitano ulteriormente le aziende, queste non reggono nel lungo tempo, mentre lo Stato anche se non reggono, finiamo il circolo, e non chiudono, non pagano le tasse e cominciano a domandare i sussidi. E lasciano la gente a casa per strada, quindi praticamente hai bisogno di sussidi. È come una barca, l'economia è come una barca che comincia a fare acqua. Se la barca non è più in linea di galleggiamento e comincia a fare acqua, è poca acqua, sì, ma va a fondo prima o dopo. E il paese rischia di andare a fondo. Quello che stiamo dicendo è proprio economia, macroeconomia, sono concetti di macroeconomia. Si fa fatica
diciamo, a spiegare in 2 minuti, però io volevo che anche i ragazzi capissero Sì, no, che perché qui non si tratta di difendere una categoria, una persona, l'imprenditore che è ladro, perché abbiamo sempre sta roba, il prenditore. Parliamo di gente che ha le mani sporche, che lavora 12 ore al giorno, che ha dei dipendenti che sono a casa preoccupati. Siamo insieme, qui ce lo dobbiamo fare tutti, dobbiamo non lasciare indietro nessuno. Stiamo cercando semplicemente di dire tutti ci facciamo carico poi di questo debito, nessuno, non è che ci fa carico solo Tony o Caio che è stato colpito, perché la pandemia, l'epidemia ha colpito tutti e dobbiamo essere solidali, lo siamo nei terremoti, lo siamo, in questo caso va dato l'aiuto perché soprattutto in queste aree che mandano avanti il paese, lo dico a tutta l'Italia che ci ascolta, perché qui comunque al Comune di Venezia che parla, non è proprio il posto piccolo. E allora noi stiamo dicendo, guardate che la filiera del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia Romagna è la parte industriale, nessuno è meglio o peggio, guarda, lontano da me sto pensiero, ma non c'è dubbio, guardate i conti dello Stato, che da qui arrivano le maggiori risorse che vengono distribuite anche correttamente dove c'è più bisogno, dove non c'è industrializzazione, benissimo, queste sono cose che decide il Parlamento, ma se questa filiera, non dico che si chiude perché sarebbe assolutamente non credibile in questo momento, ma potrebbe però avere un colpo veramente pesante in certi casi, perché non è che i tedeschi e i francesi aspettano noi, dove ci sono delle aziende che sono in filiera con loro, chi fa l'alza cristallo elettrico di una grande casa automobilistica e magari è in una zona vicino a casa nostra, se quello non riapre o non riesce a essere messo in condizione per la liquidità di continuare ad agire, il tedesco ti saluta, dopo un po' ti aspetta, ma poi porta la produzione in Polonia, in luoghi tra l'altro che hanno un costo sociale molto inferiore, un costo del lavoro molto più basso, e noi abbiamo già delle tasse assurde. Lui è un esperto perché come vi dice lui, i livelli di tassazione rispetto al resto, per avere dei servizi che oggettivamente spesso sono più bassi, ma soprattutto abbiamo un costo di lavoro enorme, perché abbiamo una nostra abitudine. Allora, per preservare questo, anzi per migliorarlo, perché in certi casi non riusciamo neanche a pagare i lavoratori, perché tu hai un costo di 2.400-2.500 euro perché il lavoratore ne prenda 1.000-1.200, cioè parliamo di contributi che non si capisce poi dove finiscono in 100.000 rivoli burocratici. Per quello Paolo dice diamo i soldi direttamente all'impresa, perché si fa prima e il fattore tempo è determinante e soprattutto c'è molta chiarezza. Ci vuole l'autocertificazione etica dell'imprenditore. Se quello poi è ladro, fare i conti con tutti noi, ma così dobbiamo fare, dobbiamo fidarci del contribuente, del lavoratore. Sì, no, hai ragione Sindaco, quindi chiudo dicendo, spesso però l'obiezione è che ti dicono, vabbè, però lo Stato si indebita, quindi sì è vero, lo Stato si indebita, ma ripeto, lo Stato anche se si indebita un po' di più regge, difficilmente lo Stato fallisce, poi noi insomma la sostenibilità del nostro debito è più che garantita. Il problema è che se invece muoiono le aziende si crea un effetto praticamente desertificante del territorio e quindi praticamente l'economia si affloscia. Tra l'altro pare di capire che hanno trovato anche questo accordo a livello europeo, adesso vedremo, cercheremo di capire e quindi probabilmente ci sono anche le condizioni perché ci debitiamo di più, quindi è evidente che siccome il nostro territorio, anche il nostro territorio è fatto prevalentemente di piccole, di piccolissime aziende, di partite IVA, artigiani e commercianti, bisogna venire incontro anche a loro perché sono la parte più debole oggettivamente dell'economia, però sono la risorsa del nostro territorio perché abbiamo il turismo e ci manca moltissimo, ma abbiamo anche in terraferma abbiamo dell'altro e quindi bisogna salvaguardarlo. Poi insomma siamo anche l'area di Porto Marghera è un'area straordinaria con delle potenzialità. Io sono convinto che nel giro di 2 o 3 anni usciremo più forti di prima e questo territorio sarà il centro praticamente, sarà il fulcro del Veneto, del nord-est economico. Ovviamente dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione, mi pare di capire che le forze sociali sono abbastanza compatte su questo, c'è praticamente una convergenza di obiettivi, io credo, sono sicuro che il peggio è alle spalle e dobbiamo guardare con fiducia il futuro. Certo è che insomma il colpo, ripeto e ribadisco, il colpo che abbiamo preso è stato un colpo forte, insomma, perché la botta che in questi ultimi 2 mesi abbiamo preso è stata molto, dal punto di vista ci ha stordito, anche se ripeto non ci ha messo knockout. Mai come in questo periodo, io non mi stancherò di ripetere, lo dico alle persone magari che sono dipendenti pubblici o di persone di altre zone d'Italia, dicono io magari per fortuna ci siamo salvati, quell'altro dice ma io per fortuna sono dipendente pubblico eccetera, guardate siamo tutti sulla stessa barca, insisto. Allora io sono un dannato ottimista, io sono convinto che Paolo ha ragione e questo sarà proprio la città che è un fulcro e lo vedremo, spero che sia un prossimo dopoguerra, cioè dove veramente chi può fare, chi ha voglia di fare, i giovani, un'occasione del genere non capita più. Certamente oggi la classe dirigente, non solo la nostra che
confermo la sensazione che ho io è che sia molto unita, anche col sindacato, devo dire, veramente un bel momento almeno di collaborazione, però dobbiamo non fare le mosse sbagliate, dobbiamo colpire giusto perché le risorse sono comunque poche, non dobbiamo sbagliare. Ma volevo ricordare a tutti che siamo tutti coinvolti, perché se si ferma questa filiera e si ingrippa il paese, allora gli spettri sono alti e vengono coinvolti proprio anche tutti quelli che sono invece delle cose di qualcuno magari che pensa di essere a riparo da tutto questo. Ecco perché remiamo tutti per aiutare le imprese e non pensiamo che queste persone siano prenditori piuttosto che invece persone che lavorano come tutti, portando tutti i medici in primis con quello che hanno fatto questi primi medici, infermieri, OS, ma anche i carabinieri, la polizia, tutti quelli che hanno tenuto aperte le filiere. Insomma. Va bene, Paolo, grazie di essere stato qua, grazie tante. Poi ci sentiamo ancora, magari faremo qualche elaborato più serio, magari quando abbiamo qualche numero. Grazie molte, saluto al Presidente che oggi non ha potuto venire perché aveva degli altri impegni urgenti. Grazie tante ancora. Grazie, Sindaco. Va bene, io direi che Paolo possiamo finire quasi la nostra trasmissione con 2 video che abbiamo. Abbiamo i video di 2 sindaci, Fausto Pivetta, il sindaco di Pramaggiore, che spiega come è stata gestita a Pramaggiore l'emergenza, e poi Alessandro Aggio, il sindaco di Cona, che racconta l'iniziativa grazie ai commercianti e ai farmacisti per andare a aiutare le persone in difficoltà. E poi andiamo in chiusura, abbiamo un video del Venezia Football Club quando è stato promosso in Serie B, ma sempre roba di 1 minuto o 2. Cominciamo a vedere i 2 sindaci. Fausto Pivetta, sindaco di Pramaggiore. A Pramaggiore, per quanto riguarda l'emergenza Covid, sin da subito ci si è prodigati l'azione di quelle che sono le misure da parte anche della polizia locale, nonché della protezione civile, e ovviamente rimanendo sempre a disposizione della popolazione, viste insomma anche le prescrizioni e le ristrettezze del caso. Per quanto riguarda la parte del municipio, dell'amministrazione in toto, abbiamo gestito l'emergenza con grande caparbietà, mettendo in atto tutte quelle che sono state le disposizioni anche della città metropolitana, nonché della Regione Veneto. Abbiamo distribuito dapprima le maschere della Regione Veneto alla popolazione ultra settantenne, successivamente poi consegnandole a tutte le altre famiglie e nuclei familiari della popolazione. Abbiamo cercato di essere vicini alle realtà produttive, cercando ovviamente di poter dare una mano, e soprattutto noi cerchiamo che con il 4 di maggio possa essere aperta questa forbice, ci sia un pochino più di libertà, perché necessariamente ci dovranno essere delle riaperture, sebbene contingentate e con le misure che dovranno essere adottate. Poi insomma siamo tutti fiduciosi e insomma speranzosi che questo possa essere l'inizio di un riappropriarci di quelle libertà che purtroppo l'emergenza sanitaria ha messo decisamente in dubbio. Sì, grazie a Fausto, un grande saluto, e adesso farei partire insomma il video di Alessandro Aggio, il sindaco di Cona. Buongiorno a tutti, anche nel comune di Cona ovviamente abbiamo dovuto fare fronte all'emergenza del coronavirus, abbiamo subito preso l'iniziativa, grazie anche all'aiuto dei commercianti del comune, quelli che potevano stare aperti, abbiamo stilato un elenco delle attività commerciali che potevano portare la spesa a domicilio alle persone, questo per evitare gli assembramenti. Stessa cosa con la farmacia, qui è la protezione civile che porta i farmaci alle persone che ne hanno bisogno. Poi abbiamo distribuito subito le mascherine che ci hanno dato forniteci dalla regione. Il primo giro abbiamo fatto il domicilio casa per casa a tutti gli anziani e successivamente anche a tutte le altre persone. Abbiamo comprato delle ulteriori mascherine di cui abbiamo fornito tutte le attività commerciali che possono essere aperte, che queste poi le distribuiscono ai clienti. Successivamente ci siamo fatto dare dall'ufficio anagrafe l'elenco di tutte le persone anziane che sono a casa da sole, e adesso con la protezione civile e anche con gli amministratori andremo a trovarlo ovviamente a distanza di sicurezza per chiedere come stanno e che problemi possono anche avere. Poi abbiamo mandato dei messaggi audio con la macchina della protezione civile e con la macchina della polizia locale per avvisare degli assembramenti, ma non ce ne sono stati. Grazie mille, buona giornata. Va bene, grazie tante Alessandro, anche a te. Qui abbiamo la slide del WhatsApp per se volete mandarci filmati, video, audio, cose così più o meno divertenti per raccontare come fate a passare le giornate. Siamo una cosa che ci ricorderemo per il resto della vita, i bambini, credo che insomma... Va bene, 366 930 95 92 per mandarci foto, piccoli filmati o cose che si possono far vedere, non mandate cose che non posso far vedere, sono i miei, insomma cerchiamo di essere un po'... Vabbè, facciamo vedere il video promozione Venezia Football Club e dopo passiamo ai saluti, vai.
promozione del Venezia. Sì, vai tranquillo. Duncan, il proprietario di Venezia si chiama Duncan, lo saluto di cuore, magari gli manderanno il filmato da qualche parte. Ciao Duncan, sarà in America anche lui. Ecco, qui il Venezia arancio, nero, verde è nel mio cuore. Voi sapete che sono stato anche per un periodo, insomma, dopo il fallimento siamo intervenuti insieme a Marinese per dare un po' la mano. La promozione, questa è l'ultima promozione in Serie B. Chiaramente il cuore batte, poi batte anche quando si vede ancora lo stadio, si vede uno stadio che non siamo ancora riusciti a fare, così per dirlo a tutti perché si sappia, ce l'abbiamo chiarissimo che aveva fatto lo stadio, ce l'abbiamo proprio chiaro, cioè senza dubbio. Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto che l'area è del Casinò, ma dentro l'operazione è stato già definito il prezzo con la società che ha presentato questo progetto di nuovo stadio. Il Consiglio Comunale del Comune di Venezia, su proposta della Giunta, ha approvato il progetto, sta alla società Football Club di Venezia di presentare un progetto operativo. Abbiamo avuto altri incontri perché dovete rendervi conto che il calcio è una brutta bestia e insomma io voglio ringraziare Duncan perché è intervenuto in maniera, come posso dire, molto generosa, perché l'anno scorso è stato un momento che non era semplicissimo e gli americani hanno continuato a sostenere, hanno intenzione ovviamente di costruirlo, devono rientrare con questo investimento, per cui non c'è solo da fare lo stadio, ma c'è da fare tutta un'operazione immobiliare. Con questa crisi chiaramente questa cosa si complica, però ecco, sappiate che il Comune, ho già detto anche ad Anca, è disposto a intervenire ancora, anche a modificare il progetto, purché agli investitori che in questo caso la proprietà americana vorrà trovare, perché non è la priorità del loro intervento costruire altre situazioni immobiliari che paghino lo stadio. È evidente che dovremmo guardarci in faccia tutti, insomma, noi dobbiamo continuare a sostenere questo progetto, io lo dico senza termine di smentita, è una delle operazioni più importanti che debba essere fatto a Venezia, è anche un simbolo, per cui io ci credo tantissimo, mi rendo conto che purtroppo il calcio insiste, è una brutta bestia, anche perché non è che questa sia una città che ama particolarmente gli imprenditori che buttano i soldi alla finestra, lo dico anche un po' per esperienza. Spiegarlo agli stranieri non è stato facile, insomma, anche le critiche, certe cose anche molto ingenerose, pochi hanno sempre detto grazie, tutti danno per scontato le cose, non è scontato, nessuno guadagna con i soldi dei biglietti, credetemi, ci si mette un sacco di milioni, questa compagine di gente seria, comunque si è dimostrata seria, hanno avuto un avvicendamento tra di loro, ma sono cose che assolutamente capitano, lo dico a tutti, sappiate che è la nostra priorità. Dopodiché, altrettanto, con altrettanta sincerità, con altrettanta disponibilità, vogliamo pensare al calciomestre a cui è stato dato, abbiamo dato, ma in collaborazione con loro, il Baracca, che era stato destinato a fare appartamenti. Ho detto no, il Baracca resta campo da calcio, insomma, col bene di tutti. Anche loro ovviamente avranno le loro difficoltà e questo è un periodo in cui non oso immaginare i problemi che abbiano le società sportive, quelle che insomma sono anche più esposte, eccetera. Adesso si vedrà cosa vorranno fare, non sappiamo neanche se questo campionato di Serie A possa ripartire. Certamente voglio ringraziare la società e tutti i tecnici, li saluto anche affettuosamente perché tanti sono amici, saluto anche tanti ragazzi giovani che lavorano, che giocano nelle loro giovanili, i genitori che ci credono. Guardate, noi dello sport non molleremo mai, questo è sicuro. Dopodiché facciamo i conti, qui abbiamo continuato a fare musei, abbiamo continuato a fare roba culturale, roba sempre da scienziati.
Adesso speriamo che arrivi il tempo di fare sport. Lo sport, cioè abbiamo degli impianti che vanno aggiornati. Io ho investito tutto quello che ho potuto, ma dovremo insistere sul tennis, sulle piscine. Adesso sono in grave difficoltà anche questi, perché adesso c'è un problema che le persone hanno paura. Guardate che siamo in mano a persone veramente serie, igienizzano tutto, sono pronti. Adesso vi terremo informati, li inviteremo anche in studio, faremo vedere i filmati, perché la gente fa bene al fisico fare sport. Lo dico io che ho una panza, facevo calcio, che dopo mi sono fatto male al ginocchio e ho fatto meno sport. Però lo sport non è una cosa di collaterale, è importantissima. Lo dico ai ragazzi, ci sono in America, fare sport è veramente importante, fa parte proprio del percorso di studio. Ecco, io penso che a Venezia possiamo dire ancora qualcosa. Guardate, lo so che abbiamo gli impianti peggiori del mondo, probabilmente, i più inadatti, non so come dirla, però è vero anche che abbiamo un grande cuore, e questa cosa, queste due pestate una dopo l'altra, se non ci ammazzano poi sono problemi loro, insomma. Considerate che siamo riusciti quest'anno a vincere la Coppa Italia, gli unici che hanno vinto qualcosa, noi abbiamo vinto la Coppa Italia, sempre per dire, per cui insomma lo dedichiamo a questa città che è veramente resiliente, la dedichiamo a Mestre, a Marghera, appunto a tutta la città di Venezia, ma anche di Pellestrina, delle isole, insomma. Ragazzi, è nostra, siamo noi e restiamo campioni per 2 anni, perché avendo sospeso il titolo quest'anno restiamo campioni anche il prossimo, ad honorem. Vabbè, con questo, dai, con questa battuta ci lasciamo. Se volete mandarmi altri video di altre società sportive, delle piscine, del tennis, lo dico ai amici, a Fabio, agli altri, chi volete, fateci vedere, perché la gente adesso dovrà rimettersi in moto. Abbiamo fatto anche bene, c'è l'impianto del CONI, andate a vederlo, è nuovo, per cui potete andare a correre, insomma la città si sta risollevando. Abbiamo avuto 2 belle botte, è inutile che ci nascondiamo, però se ce la facciamo anche un po' a tirar su un po' di energia, prepareremo un bel futuro per i giovani. Non lasciate questa città, perché potreste avere delle belle sorprese e i protagonisti siete proprio voi. Allora, questa trasmissione va in replica su Televenezia alle 8 e alle 11:30 di sera, alle 23:30 e alle 8 di domani mattina su Televenezia. E ringrazio ovviamente tutta la TV, la collaborazione, i ragazzi, i tecnici, i loro parenti, i bambini che ci guardano da casa. Lo dico all'operatore perché abbiamo suo figlio che ci guarda. E poi il canale digitale dove trovate la televisione è il 71 e il 191 del digitale terrestre. Poi è diretta Facebook e anche Instagram, se volete, perché noi abbiamo gente che ci scrive da tutta Italia, per cui sa, col digitale adesso è divertente, perché questa è una città che non fa polemiche, bastoniamo duro e teniamo duro tutti. Mi raccomando, se avete dei momenti di abbassamento di umore, cose del genere, o vedete qualcuno, siamo qua. C'è su Dime, c'è anche il numero di telefono, appositamente abbiamo fatto un accordo con la Croce Rossa per 041 dove possiamo collegarci con la Croce Rossa per un sistema proprio psicologico. Sono dei professionisti, psicologi professionisti, per momenti, guardate, dobbiamo passare un tunnel, più o meno stretto, più o meno lungo, ma ce la faremo. Buona giornata a tutti, grazie ancora a Paolo Zabeo degli Artigiani di essere qua. Grazie a voi. Grazie Paolo, buona serata, buona giornata a tutti. Arrivederci.
giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratutobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.